Il presidente della regione Nello Musumeci apre anche alle opposizioni, lanciando un appello a tutte le forze politiche dell'Ars per approvare le riforme, anche alla luce di quanto successo in questi giorni alla Camera e al Senato, visto che sia Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia hanno votato il candidato 5 Stelle alla Camera e considerando che 5 Stelle ha anche sostenuto il presidente del Senato di Forza Italia. Di oggi anche l'appello della deputata regionale di 5 Stelle Stefania Campo di Vittoria per collaborare con Musumeci per risolvere la grave crisi del settore agricolo. Intanto sulla finanziaria e le sue priorità abbiamo sentito l'assessore alla formazione, l'onorevole Roberto Lagalla. Il Presidente ha ribadito più di una volta che il modello elettorale siciliano rende difficile in una situazione almeno tripolare il conseguimento di una maggioranza. Evidentemente noi siamo in aula per raccogliere attorno alle idee e ai progetti del Governo il consenso più largo possibile dell'Assemblea, senza richiedere evidentemente solidarietà non richieste, ma evidentemente cercando di convergere su programmi e progetti nell'interesse dei siciliani. Chi sarà contro ad azioni di governo che vanno nella linea dell'interesse dei siciliani se ne assumerà fino in fondo tutte le responsabilità.